Nel distretto di Feltre la situazione è ancora sotto controllo. Nel distretto di Belluno complessivamente inteso per effetto del focolaio importante che abbiamo in Cadore, Comelico e Ampezzano, più che focolaio di una diffusa situazione di sviluppo epidemico, siamo di fatto alla chiusura automatica delle scuole. Da venerdì le scuole di 3/4 del territorio della provincia di Belluno, coincidente al perimetro dell'ex distretto 1, saranno chiuse. I ragazzi della seconda e terza media e gli studenti delle superiori torneranno alla didattica a distanza. È il servizio epidemiologico regionale ad aver presentato i nuovi numeri che vincolano la scuola, e questi numeri dicono che da ieri a oggi nel distretto che da Belluno arriva fino alle Terre Alte è stata superata l'incidenza di 250 casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti, soprattutto in Comelico e in Cadore. Oggi ci siamo concentrati sulla scuola e su altri interventi classici di contenimento epidemico, quindi allargamento dell'isolamento, tracciamento molto determinato dei contatti e potenziamento della campagna di vaccinazione. La chiusura delle scuole sarà comunicata ai sindaci, ogni 7 giorni ci sarà un aggiornamento della situazione che provocherà naturalmente disagi alle famiglie. E intanto si ricomincia a parlare di lockdown limitato ai weekend per limitare gli spostamenti e di conseguenza la diffusione del contagio. Io sono convinto che vada mantenuto questo equilibrio, cioè tenere le attività produttive aperte, alcuni servizi importanti aperti, ma cercare di potenziare il contenimento epidemico con azioni di sanità pubblica.